La fine della misura cautelare del divieto di dimora a Cortina per il momento, senz'altro anche la fine di un incubo, perché adesso si apre una nuova prospettiva anche per quanto riguarda il giudizio in corso. Con la notifica del provvedimento del giudice del Tribunale di Belluno che revoca la misura cautelare di divieto di dimora a Cortina, Andrea Franceschi potrà rientrare nelle sue funzioni di primo cittadino della Regina delle Dolomiti dal prossimo 3 ottobre. L'atto è stato consegnato stamani al difensore Antonio Prade. L'incubo finisce a metà perché la vicenda giudiziaria che ha travolto Andrea Franceschi è tuttora nel pieno del suo svolgimento, ma, dice l'avvocato Prade, in condizione di piena libertà potremo affrontarlo con maggiore serenità e convincimento. Provvedimento di questa mattina del Tribunale di Belluno che ha accolto la nostra richiesta di remissione in libertà. Ora ci dovrà essere un ulteriore passaggio perché il provvedimento del Tribunale dovrà essere ratificato dal prefetto, ma è una questione formale dei prossimi giorni. È dalla metà di maggio 2013 che a Franceschi è fatto divieto di entrare a Cortina d'Ampezzo. La decisione fu assunta dal Tribunale del Riesame allorquando, revocando gli arresti domiciliari per il sindaco di Cortina, decise di esiliarlo dal suo comune di residenza. Da allora Andrea Franceschi vive a San Vito di Cadore e solo la scorsa estate ha potuto fare rientro temporaneo a Cortina grazie all'accoglimento di una istanza che gli ha consentito di aiutare la famiglia nello svolgimento dell'attività alberghiera in sostituzione del fratello sottoposto a lunghe cure mediche. La revoca del divieto di dimora a Cortina fa decadere il provvedimento di sospensione dalla carica di sindaco emesso dal prefetto di Belluno. Lui, con il provvedimento di ratifica del prefetto adottato a suo tempo in base alla legge Severino, lui avrà il diritto di riprendere le sue funzioni di sindaco. Da come procede la vicenda giudiziaria di Franceschi? La vicenda giudiziaria procede in modo abbastanza articolato perché adesso attendiamo l'udienza in Cassazione che dovrà determinare se la misura cautelare applicata nel frattempo decaduta sia stata legittima o no, e poi abbiamo il processo in corso che affronteremo ora, ripeto, con maggiore serenità e ancora più determinazione.